Epilessia, l'esperto risponde, questo è il tema trattato oggi, giornata internazionale per l'epilessia, presso l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, presso di via Pirandello, diretto dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa. Il dottor Antonio Vetro, direttore medico esperto di neuropsichiatria infantile presso l'ASP di Agrigento, ha spiegato agli alunni presenti cos'è la malattia, come si manifesta e si cura, i consigli pratici di cosa fare nel caso una persona si trova coinvolta in una crisi epilettica. L'epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che coinvolge in Italia circa 500.000 persone e spesso le stesse sono vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello reale. Oggi è la giornata internazionale dell'epilessia e il nostro istituto comprensivo scende in campo, fa sentire la propria presenza, la propria sensibilità, la voglia di conoscere meglio, più da vicino, questa patologia che colpisce spesso in età infantile e adolescenziale e quindi il nostro, essendo un istituto comprensivo e accogliendo i bambini di quell'età, sente il dovere di conoscere questa patologia. La nostra scuola stamattina ha organizzato un evento destinato ai ragazzi della scuola media e quindi gli esperti si trovano qui nel nostro istituto per spiegare ai ragazzi che cosa significa epilessia, come si può fronteggiare, come è possibile aiutare un compagno, ma anche abbattere quelle che possono essere le barriere, le paure, i pregiudizi che ruotano attorno ad alcune patologie. Di pomeriggio saremo noi operatori scolastici a partecipare all'incontro che si terrà a Villa Seta, epilessia, l'esperto risponde, e quindi anche noi come scuola, come operatori scolastici avremo modo di confrontarci, di conoscere meglio che cosa significa questa patologia, in che modo la scuola deve comunque garantire a ciascun bambino pari opportunità, diritto allo studio, la qualità della vita serena anche nell'ambiente scolastico. Nella crisi epilettica è facile da individuare perché ha le caratteristiche universali, parla la stessa lingua in qualsiasi posto. La persona quando ha una crisi epilettica diventa tutta rigida, cade per terra, perde conoscenza, i denti stretti e poi incomincia a tremare tutto, gli occhi girati in alto, incomincia ad avere saliva che cola dalla bocca e incomincia a scuotersi tutto. È importante che in questo momento ci siano delle persone che sappiano che cosa fare. La cosa fondamentale da fare è metterlo di fianco, in modo tale che non c'è niente che possa andare di traverso, che possa fare soffocare quella persona. Non mettere mai niente in bocca, perché se noi cerchiamo di forzare la bocca, di tirare fuori la lingua, innanzitutto chiudiamo il canale, diciamo la via di accesso dell'aria e poi possiamo anche graffiare la persona che ha la crisi epilettica e fare correre sangue che poi diventa ancora più pericoloso. Quindi metterlo di fianco e fare per caduta la saliva o quello che c'è in bocca andrà via. Non contenere la persona, quindi lasciarla libera anche se lui si scuote, perché si possono provocare delle fratture. È importante, se ci sono dei capi stretti, di slacciare i capi stretti. È importante stare attento al tempo. In genere le crisi durano 1 minuto, 2 minuti, difficilmente arrivano a superare i 5 minuti, però quando superano i 5 minuti bisogna chiamare l'ambulanza. Quindi non c'è bisogno immediatamente di chiamare l'ambulanza, immediatamente c'è bisogno di fare queste piccole manovre assistenziali e tutto finisce lì.